Lui è Giuseppe, ha 40 anni, viene da Palermo ed è in cerca dell'anima gemella, della donna ideale, della ragazza giusta. Ciao Giuseppe. Sì. Cerco una ragazza estremamente sincera, tutto. Sì. Tu sei in cerca dell'anima gemella, Sì, sei single. sì, Da quanto tempo è che sei single? assai. Assai quanto? 40, 40, 40 anni. sì, Cioè da quando sei nato fino adesso non hai mai avuto una donna. sì. Ma come mai Giuseppe? Lo so, come si dice la parola? Non hai mai avuto occasione di conoscere qualcuno? Sì, sì. E quindi vai cercando una donna per Sì. farti fidanzato, sposarti e crearti una famiglia, Sì. giusto? Sì, giusto. Tu lavori? Sì, Che lavoro fai? trasporto. Ti occupi di trasporti? Sì. La patente ce l'hai, la macchina No, pure? no, niente. Non c'hai né la patente né la No. macchina? No. Il motore ce l'hai? No. Neanche? No. I piedi sì. Sì, Sì, ti funzionano correttamente, puoi andare dove vuoi, con i piedi si può andare dappertutto. sì, L'importante è questo. sì. Va bene, parliamo allora dell'anima gemella. A che genere di donna siamo interessati? Partiamo dall'età, da un'età base fino ad arrivare a un'età massima. 35, 36, 37, 40, così. E l'età base? Giusto. Insomma, dico l'età base. Sì. Cioè, da che età dovrebbe partire? 43, 42, Dovrebbe partire? sì, Per andare a finire a Palermo, a Palermo. sì. Vabbè, partiamo faccio io. Partiamo dai 25, va bene? Sì, Partiamo dai 25 per andare a finire a 32, 43, 45. Facciamo dai 25 ai Sì, 50? sì. Allora, la donna che Giuseppe va cercando dovrà partire dai 25 e arrivare fino ai 50 anni. Giusto? 40, 45, sì. Anche 50, perché Oh. pure è buono, è tempo di fame, tutte cose si accetta, giusto? Per cui, amiche telespettatrici, mi sto rivolgendo con donne che vanno dai 25 fino ai 50 anni. Giuseppe è qua, ha 40 anni, è palermitano, è a piedi, non ha un lavoro. No, lavoro sì. Sì, Ti occupi di trasporti. sì. Ma sti trasporti come li fai se tu non hai né la patente né la macchina? Cioè, lavoro con naso, lavoro con tutto, lavoro. Cioè fai l'aiutante dei Sì, trasporti, sì. però lavori, Sì. guadagni, la puoi mantenere la tua lei, giusto? Dipende quando, Dipende. dipende. Quindi se troviamo una ragazza che ti possa mantenere è ancora meglio. Sì, Va bene. Ok, allora ripetiamo di nuovo l'annuncio, amiche telespettatrici. Giuseppe è qui, ha 40 anni, è a piedi, non ha un lavoro, lavora saltuariamente, non ha una macchina, però va cercando l'anima gemella, che parta dai 25 arrivi fino ai 45? sì, Fino ai 45 anni. Se il lavoro è meglio, se lo può mantenere è meglio, perché così almeno Giuseppe si passa una vita in compagnia, dico bene? sì, Tu credi all'amore? sì, Sì. All'amicizia ci credi? sì, Pure. sì. Parlaci un po' di te, che tipo sei? Io lavoro, faccio, dico, Esatto. E poi? dipende dal ragazzo pure. Tipo? Se c'è il lavoro, esce alle 5, alle 4. Pure. Va bene. Allora, Giuseppe, in questo momento ci sono queste telespettatrici, queste donne dai 25 arrivare ai 45-50 anni, che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Sì. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, puoi dire tutto quello che vuoi, vai. Sì. Io solamente la ragazza, tutto. Perfetto. Oh yeah!